Al Marco Tomaselli di Caltanissetta va in scena il big match della 19ª giornata del girone I di Serie D, una sfida che potrebbe incidere in maniera significativa sulle ambizioni di vertice di entrambe le formazioni. La Nissa di Mister Di Gaetano arriva all'appuntamento dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Mirazzo, risultato che ha comunque confermato la solidità dei nisseni, oggi pienamente inseriti nella lotta per le posizioni che contano, di fronte a una Regina in netta risalita guidata da Mister Alfio Torrisi, che ha aperto il proprio 2026 con il convincente successo per 2-0 sulla Castrum Favara, rilanciando le proprie ambizioni. In classifica sono appena due le lunghezze di distanza fra le due squadre, con la Nissa avanti attualmente quarta, meno 2 dalla vetta, un confronto diretto dal peso specifico elevatissimo che promette intensità, qualità e un'atmosfera da categorie superiori. Le formazioni Nissa con Castelnuovo, Lanza, Marino, Silvestri, Palermo, Provenzano, Rodulo, Alagna, De Felice, Fascetta, Terranova, risponde la Regina, Lago Nigro, Distratto, Giulio Dori, Girasole, Rosario, Girasole, Domenico, Mungo, Laribbi, Fofanà, Di Grazia, Ferraro e Ragusa. Partiamo con il film del primo tempo, il primo squillo al sesto, pallone sul fondo di Rodulo, poi al nono, rimessa laterale lunga sul secondo palo, Terranova non riesce a trovare il gol. Minuto 12, la Nissa ha iniziato bene la partita, lancio lungo di Provenzano ancora per Terranova, che riesce a scappare al diretto avversario, si presenta davanti al portiere, gran risposta quella del numero 1 Lago Nigro. 21esimo, Di Grazia danza sul pallone al limite, se la porta sul destro, il tiro si spegne di un soffio oltre l'incrocio. Al 39esimo, palla in profondità per Ferraro, la Nissa cerca di difendersi adesso dall'offensiva dalla destra della Regina. Ferraro entra in area di rigore, prova a chiudere sul primo palo Castelnuovo, bravo a chiudere lo specchio. Minuto 45, Ragusa cerca il movimento in profondità ancora di Ferraro, la conclusione super Castelnuovo, dice no e mette in calcio d'angolo. Tante le occasioni da una parte e dall'altra, squadre vicine al gol del vantaggio, ma è ancora 0-0 al Tomaselli dopo i primi 45 minuti tra Nissa e Regina. Partiamo con il film della ripresa. Minuto 52, la Nissa rischia di complicarsi i piani da sola, la retroguardia infatti non libera bene, cerca di approfittarne Ferraro che calcia ma la mette sul fondo di poco. 53esimo, nella Nissa entra Bruno per Marino, al 57esimo calcio di punizione per la Regina. Di Grazia con questo destro che è un disegno perfetto per Domenico Girasole, la zampata al volo che vale lo 0-1 avanti la Regina sul campo della Nissa, è un gol pesante. Passano 3 minuti, Ragusa per Fofanà, l'appoggio su Giulio Dori che decide di provare la conclusione, doppia deviazione, l'ultima è letale per Castelnuovo perché arriva così lo 0-2 dei calabresi, impassibile il portiere della Nissa che non può nulla, deviazione decisiva. Al 68esimo Nissa allora un po' più offensiva, cercando anche spazio sugli esterni con Tumminelli per Rodulo. Al 71esimo sembra il cambio giusto perché la Nissa ritrova il gol, ritrova la partita, traversone di Lanza per Terranova che arriva di prepotenza sul secondo palo e riapre la partita 1-2 con la firma di Terranova. Ci crede, è come il Tomaselli che prova a spingere la Nissa anche nell'extra time. 93esimo, cross di Kragl dalla tre quarti, il pallone favorisce Palermo che non trova la coordinazione giusta e la mette oltre la traversa. Finisce così il big match del Tomaselli, la Regina fa il colpaccio, vince sul campo della Nissa, lo fa per 2-1 grazie all'1-2 Girasole e Giulio Dori che tra il 57esimo e il 62esimo risulta decisivo. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.